Eccoci qua, siamo ritornati in onda. Alla luce di quanto è emerso, riprendiamo un po' il punto della situazione così lo spieghiamo anche ai nostri telespettatori che magari si sintonizzano adesso. Quindi le case di riposo stanno facendo un lavoro immenso, hanno poche risorse. Forse in prospettiva sempre meno? Sì, bisognerebbe anche pensare forse che le strutture residenziali, oltre che essere strutture che danno un servizio quindi residenziale, dovrebbero fare qualcosa di più. Mi riferisco all'assistenza domiciliare, all'assistenza, ci sono gli ospedali di comunità, nel nuovo piano sociosanitario è previsto un certo numero di posti letto, potrebbe andare benissimo alle strutture residenziali, quindi avere un sistema, diciamo, centralizzato che guardi con attenzione a tutto il problema dell'invecchiamento, mettiamola così. Ecco, ma è fattibile secondo lei concretamente? È fattibilissimo, anche perché noi, diciamo, per quanto riguarda l'ospedale di comunità, abbiamo già dato la nostra disponibilità. Nel senso, abbiamo una struttura, 12 posti, proprio indipendenti, che sarebbero il massimo per un ospedale di comunità. Parlando dell'ospedale di Sant'Orso, che fra non poco ti opereranno per telefono, perché in definitiva sta dentro pochissimo, ecco, l'ospedale di comunità è, da come è spiegato, è un discorso giusto, è seguito da un medico dell'UIS, ma dei medici di base. Che ecco, vabbè, là c'è un problema. No, per le nostre case di riposo va molto bene perché ad un certo momento avremmo 10-11 posti, vuoto per pieno, cioè abbiamo un'entrata sicura. Consigliere, c'è un problema ancora lì da sistemare, però, perché noi ne parlavamo un anno fa, è passato un anno e i medici di base sono ancora in rivolta, tra l'altro, diciamocelo quindi francamente. Diciamo che la situazione che si prospettava tanto presto, no? Posso dire, noi dovremmo avere il coraggio di dire le cose come le facciamo in termini di prospettiva, perché se è vero, ed è vero, che la popolazione va invecchiando, è anche altrettanto vero, ed è verissimo purtroppo, che la forbice che divide la parte più ricca rispetto alla parte più debole di questo paese si va allargando. Oggi il 10% della popolazione detiene il 46% delle ricchezze. Ed è in aumento. Allora, ed è in aumento negli ultimi 10 anni, è in aumento in Italia, si allarga. Ma mantengono ben forti le loro posizioni. Certo, ma se quel 90% non lo capisce, e dovrebbe capirlo, è semplicissimo il ragionamento, ed è che la solidarietà deve partire da chi detiene questo 46% della ricchezza. Ma non basta, bisogna avere il coraggio di affrontare i temi. Guardate che dietro a questo taglio del sociale che sta avvenendo nella Regione Veneto non c'è solo una questione di servizio alle persone più anziane, lo abbiamo sentito dai numeri. C'è un aspetto che riguarda il lavoro di chi opera dentro alle strutture del socio-sanitario. Perché se io vado a tagliare le risorse c'è il rischio che questo incida anche sull'indotto lavorativo e quindi la Regione Veneto, anziché essere soggetto che sostiene in una fase di crisi i suoi cittadini, rischia di essere un fattore che accentua la crisi di questa Regione. Ultima riflessione, noi dobbiamo avere il coraggio di vedere un po' più in là del nostro naso, perché se è vero che si invecchia la popolazione, noi dobbiamo pensare a una modulazione del servizio nei confronti delle persone anziane e lo deve pensare anche chi oggi ha 20 anni. Lo dico perché culturalmente, educativamente non ci si può arrivare a porsi il problema quando hai 90 anni. Lo devi iniziare a porre già da subito e dobbiamo ripensare la modulazione che noi garantiamo, in cui la parte della casa di riposo deve riguardare la parte, diciamo, terminale, estrema. In mezzo ci devono essere modulazioni in cui si aiutano le famiglie a tenere l'anziano, si educano le famiglie a tenere l'anziano, perché c'è un problema anche educativo da questo punto di vista. Si sostengono, certo, intendevo questo, la possibilità delle famiglie di poter tenere. Si creano servizi territoriali, si creano forme di sostegno a casa, a domicilio. E poi via via si arriva fino alla situazione estrema della non autosufficienza, chiamiamola così, o all'Alzheimer, e si arriva
alla struttura più costosa anche dal punto di vista economico, perché necessita di un servizio H24 e 365 giorni all'anno. Ecco, mi pare che in questa regione manchi questo modello, un po' perché c'è un modello, tra virgolette, clientelare, uso questo termine, a sostegno di una rete di assistenza di un certo tipo, un po' perché non si vuole mai riformare, rimodulare, ripensare i modelli dell'assistenza sociosanitaria. Su questo sfidiamo anche la Regione, anche in un processo innovativo, cioè non c'è solo un problema di risorse, c'è anche che manca la voglia e il coraggio di sperimentare forme innovative. Segretaria, sì, io su questo ho le idee chiarissime, perché ovviamente ci abbiamo lavorato da tanti anni, insomma, è il punto cruciale insieme al reddito su cui esercitiamo la rappresentanza, cioè il sindacato dei pensionati e il benessere delle persone. No, ma io ho le idee chiarissime anche su un punto, che l'impressione che io sto ricavandone, soprattutto in quest'ultimo anno, è che non solo mancano le cose che insomma tutti gli interlocutori hanno detto, su cui poi dopo voglio dire anch'io la mia, ma c'è proprio l'idea in questa maggioranza di governo regionale, c'è proprio l'idea di, come dire, aprire al mercato. Perché io non sento il rischio di comprimere, diciamo così, il lavoro, a parte che appunto è un modello che è insito anche, diciamo così, nelle maggioranze nazionali che hanno sostenuto i governi precedentemente, però è una certezza. Sa bene Sernagiotto, Zaia, Coleto, eccetera, eccetera, che facendo quell'operazione sulla non autosufficienza e sulle case di riposo si va ad incidere, perché magari saranno sconosciuti a noi i dati che dava prima il Presidente, cioè alla generalità delle persone, diciamo così, ma gli addetti ai lavori lo sanno bene. Sicuramente. Ecco, che l'80% va a pagare, diciamo così, la qualità, il valore aggiunto vero di quell'assistenza che è data dal lavoro. E noi stiamo già assistendo al fatto che si comprimono i diritti, si riducono i minuti di assistenza e si dequalifica persino il servizio che rimane sul territorio. Ma c'è un'altra cosa che mi fa dire che questo è ciò che sta avvenendo in modo strisciante e non dichiarato, perché andrebbe smascherato, il fatto cioè che tutte queste cose che abbiamo denunciato finora sui soldi, no, e di quello che sta succedendo, si aggiunge un altro meccanismo, perché diceva bene Gino prima, Ferraresso, che ci sono, cioè quei soldi che dovrebbero servire per pagare la quota sanitaria, no, dell'assistenza nelle case protette, sono stati calcolati nel 2009 per grosso modo 25.000 posti letto, che sono quelli che sulla base di una valutazione che la Regione all'epoca fece di invecchiamento della persona avrebbero dovuto essere sufficienti per una popolazione che andava invecchiando, perché si è messo il tetto, perché si sarebbe dovuto, ecco i verbi, sviluppare invece tutto un altro sistema, certo, no? L'assistenza domiciliare, le cose che venivano ricordate prima, perché... Ma era anche una situazione economica diversa nel 2009. Finisco, perché io sono quindi... un po' lunga, ma finisco, perché cos'è successo in quelle delibere di cui si sta rischiando di non tenere più il conto? Che quei 25.000 posti letto previsti per il Veneto sono diventati improvvisamente 32.000. Che cosa significa questo? 7.000 in più improvvisamente significa che si apre una concorrenza ed è una cosa di questi ultimissimi mesi. Come mai? Perché questo? Perché certamente è la stessa logica di quella che si è sviluppata con per esempio la specialistica, con tutti i laboratori di specialistica. La differenza è che lì meno male si è normato un po'. Qui invece siamo fermi a delle norme antiche, va bene? Quindi si apre la concorrenza. Allora, la casa di riposo che è rappresentata qui è un'eccellenza, però guarda caso è un'azienda pubblica, è un IPAB. Chiaro? È un IPAB. Sì, infatti, e rispetta i IPAB, contratti. infatti. Che cosa può succedere? Che si apre una concorrenza spietata su cosa? Sul valore del lavoro
e sul contratto di riferimento. Abbiamo il contratto. Aspetta, non ho chiaro. finito perché c'è un'altra cosa che sarebbe interessante appunto valutare, e cioè che l'ultima uscita di Sernagiotto, e su questo chiedo un impegno qui approfittando della presenza di Ruzzante, l'ultima uscita di cui non ho traccia però di delibere o pensate che vadano oltre le dichiarazioni sui giornali, e che quelle quote messe a disposizione per la parte sanitaria delle rette viene messa ulteriormente in discussione da Sernagiotto, perché dice: ma sai cosa c'è? Quei 7.000 lì che io li voglio accreditare, siccome è gente che ha bisogno, che magari è in lista d'attesa, in un qualche modo un contentino gli devo dare, quindi fuori da quel minimo di regole vecchie e già superate dagli eventi, io invece di dare i 49 euro che sono il valore della quota effettiva minima, gli do 14 euro. Li monetizzo. Li monetizzo. Con quali criteri? Chi lo decide? Cosa vuol dire riconoscere il diritto, no? Alla salute, all'assistenza, all'essere tutelato? No, a seconda appunto di nuovo dei rapporti che ci sono, magari li do a un sindaco piuttosto che un altro, eccetera, eccetera. Guardate, io sono davvero molto preoccupata di questa cosa, perché non solo non si stanno sviluppando, diciamo, i contenuti di qualità che erano insiti nel piano sociosanitario, perché tutta questa parte qui dell'assistenza territoriale, dall'assistenza domiciliare per quanto riguarda non solo noi, ma diciamo l'assistenza domiciliare in generale, a che cosa dovrebbe rappresentare diciamo, l'ospedale di comunità, a tutta l'altra parte che dovrebbe coinvolgere in questo progetto i medici di medicina generale e i pediatri anche, ricordiamoci che ci sono anche loro di libera scelta, non stanno assolutamente, non si sta partendo con questo. E il rischio qual è? E poi finisco su questo pezzo delle case di riposo, che lui diceva, il Presidente, in modo, insomma, giustamente, perché dice: io ho una struttura che è in grado di poter, sulla base delle cose che trovo scritte nel piano sociosanitario, svolgere anche una funzione di ospedale di comunità. Ma io sono preoccupata di un altro punto, perché mentre affronto il tema in quel modo lì, guardo che cosa sta succedendo negli ospedali per acuti e mi rendo conto che i posti di lungodegenza stanno progressivamente scomparendo. Sanità pura. Negli ospedali di comunità previsti con delibera, non mi ricordo, Gino Vienemi in aiuta, ma anche questa recente, c'è scritto una cosa simpatica, e che cioè io non solo appunto ti faccio l'intervento per telefono come diceva lei, no, ma poi siccome magari la tua famiglia non è in grado di accoglierti, oppure non so, ti metto lì gratuitamente per un mese. Se tu però hai bisogno di 32 giorni e non di 31, quegli altri te li paghi. Ti paghi, certo, chiaro. Stanno disfando il sistema. Allora questo è un sistema che, fermi i capisaldi del piano, andrebbe preso in mano e ribaltato come un calzino, perché lo stanno completamente disfando. Quindi non è corretto che il giorno in più venga pagato? Come? Non è corretto che quel 2 giorni... No, perché se sei un ospedale di comunità tu rispondi ad un bisogno sanitario, se no la chiami in un altro modo, casa di riposo, RSA, cioè ci sono tante... Però voi eravate arrivati anche un po' a una conclusione, al di là di alcune strutture, un po' in zone anche particolari, moltissime case di riposo, e dopo chiedo un po' conferma, anche la situazione più che sociale diventava veramente sanitaria, perché le persone finché stanno in piedi da sole difficilmente vanno in casa 3 di su riposo. 5 entrano in autoambulanza. Bravissimo, esatto, questo è un dato di fatto, anche perché poi si può andare oltre, si possono creare delle forme di co-housing diverse fuori dalle strutture. Per cui uno ci arriva malato comunque, che dopo le schede SVAMA, le schede di valutazione eccetera, abbiano dei parametri che andiamo ad alzarli all'infinito finché uno non sia quasi pronto per la casa da morto, faccio la battuta, ma viene da sé. Però è già un problema sanitario che dovrebbe essere in capo alla sanità. Questo chiedo a lei, consigliere, è mai possibile che non si possa fare un passo di questo tipo in modo da sgravare il sociale, dare dove sociale serve, perché sociale è il contesto, e sanitario dove sanitario? Questo va in contraddizione con i numeri della sanità del Veneto, che invece di riconoscere che un problema di lungodegenza esiste e quindi aumentare... Esisterà sempre di più. No, ma è evidente con questi numeri. Mica, cioè secondo me è sbagliato scaricare addosso alle case di riposo
problemi di cui dovrebbe occuparsene almeno per alcune situazioni di lungodegenza e di malattia vera, insomma, parliamo di questi casi qui. Dall'altro lato invece arrivano alla casa di riposo soggetti che forse potrebbero essere allungata una vita esterna, che significa anche una vita qualitativamente superiore. Diciamo, io su questo ho la mia opinione, guardo molto per esempio un'esperienza come quella francese. In Francia hanno fatto una scelta da tempo anche culturale, educativa, nei confronti delle famiglie, nei confronti dei figli. Sì, però io vedo qua la interrompo perché c'è sempre il solito problema. Cioè lì danno risorse, cioè sì, però in Francia adesso, perché poi io peraltro anche con delle persone che vivono in Francia, c'è questo problema che molti figli anche lì si muovono in territorio perché non ci sono più. E qui in Italia poi lo viviamo adesso nel pieno e sarà in futuro, visto che non succede. Sì, ma non c'è ombra di dubbio. Esatto, cioè il problema bisogna non contare troppo perché poi sennò quello che si teme, che è già successo, eccetera, e molti ci hanno telefonato e scritto, hai la persona cinquantenne, figlio, che molla il lavoro per star dietro all'anziano, non versa più contributi, naturalmente, tanto magari era un lavoro che andava a singhiozzo e poi un domani si trova, diventa un peso sociale, scusate, mutuatemi il termine di peso sociale perché è brutto anche dire, ma nel senso che... Guardi, le posso dare un dato che ci porta in una stagione nuova? Il 50% delle bambine che nascono oggi vivrà una vita a 3 cifre. Chiaro? 50% delle bambine che stanno nascendo in questo momento arriverà a superare i 100 anni. E i bambini? Cosa vuol dire? Beh, noi No, le donne hanno... Però attenzione... Guarda che li ho guardati i dati, quale qualità no? Sì. 80% di quelle che entrano dentro la tua casa di riposo sono donne. L'ho visto il dato, me l'hai mostrato prima. Quindi... 88 femmine, 43 maschi, 131. Gli ho dato una sbirciata e quindi... No, dico le donne perché questa è l'età più longeva, è quella delle donne. Cosa sto dicendo con questo? Che l'esempio che lei mi ha fatto è sbagliato, perché sto parlando di persone che magari hanno i 65, i 70 anni che si occuperanno di quelle che ne hanno 85, 90, 95, 100. Perché si è allungato il periodo di vita. Allora anche questo, no, su questo guardi le potrei dare 1000 esempi. 1000 esempi. In questi giorni purtroppo abbiamo dovuto salutare il professor Giuliano Lenci, era un grande storico dell'Istituto Veneto della Resistenza, un professore tra l'altro che ha lavorato per anni al Busonera, a 91 anni ha tenuto una lezione di un'ora sulla storia del Risorgimento e della Resistenza di fronte a una platea, e mi piace ricordarlo da questa trasmissione, di studenti con una lucidità straordinaria. Allora, attenzione su questo perché i settantenni di oggi sono paragonabili ai cinquantenni di 20 anni fa. Bisogna dircele queste cose in termini positivi e devono essere sentiti utili nella società, non possono essere messi in un angolino. No, è che sto parlando in proiezione. Allora io dico ragioniamo su una riforma del modello in cui aiutiamo le famiglie a tenersi più a lungo e il più possibile gli anziani in casa, perché questa io credo sia un aspetto fondamentale. Creiamo servizi territoriali, creiamo servizi domiciliari. Sì, ma Questa lei, è uno... no, lei c'ha ragione, io soltanto che valuto quei dati. I dati dicono che la percentuale degli italiani, andiamo nel Veneto dove addirittura Veneto e Lombardia superano, di persone single sta aumentando esponenzialmente, è il problema sociale. No, infatti singoli, però c'era una ricerca bellissima che a me piacerebbe. Quindi questo io dico, la famiglia purtroppo non c'è più, sono i singoli. Sì, però la persona anziana non ce la fa più a stare a casa se non ha dei servizi. Iniziamo a fargli trovare il servizio di lavanderia, il servizio che ti porta la spesa a domicilio, il co-housing, la possibilità di avere uno studente universitario dentro la tua, perché ti rende più attivo, vedi un giovane che gira per casa. Facciamoli tutte queste cose, però è una visione... Invece delle fattorie sociali che propone bellissima, però gli orti sociali, un modo per progettarle queste cose. Certo, creiamo un'idea di società in cui c'è più solidarietà e non si prendono gli anziani e li si mettono nel cassonetto. Mi scusi questo esempio, però purtroppo ho l'impressione che talvolta nella visione che ha una parte della politica che sta governando questa regione si hanno due concetti chiave. Uno, l'anziano è una cosa da eliminare dalla vista perché è un
una cosa non positiva, non bella. 2, privatizziamo un po' tutto, perché così sì, ma allora non fateci pagare tutte queste tasse che ci stanno sagagnando, perché uno fa l'assicurazione e per va la bene. qualità che chiedeva la No, torniamo segretaria. dopo che voglio parlare di questo. C'è la pubblicità che sta incombendo da qualche minuto, per cui dopo le do la parola subito, perché, pochi secondi di intervallo, poi torniamo insieme e parliamo anche di questo aspetto.